L'amministrazione comunale di Nuoro, con la deliberazione di giunta del 16 luglio presentata dall'assessore alle attività produttive Prato Sardo Eleonora Angheledu, ha confermato la volontà di voler subentrare nella gestione del consorzio industriale di Prato Sardo, ritenendo la questione di fondamentale importanza per lo sviluppo e il rilancio economico dell'intera città, e quanto sottolinea in una nota il Comune di Nuoro. Una decisione in linea col programma di mandato dell'amministrazione guidata dal sindaco Andrea Soddu e rispettosa della normativa di settore, in particolare dalla legge regionale 25 del 2008 relativa al trasferimento delle competenze agli enti locali in materia di programmazione economica e politiche industriali. Con la delibera, rileva l'assessore Angheledu, la Giunta Sud approva il cosiddetto pacchetto Prato Sardo, che oltre a ribadire la necessità di definire la procedura liquidatoria in essere, si pone l'obiettivo di approvare una serie di misure funzionali a garantire il rilancio delle attività produttive insediate a Prato Sardo, scindibili in due misure direttrici: il subentro nella gestione della ZIR Prato Sardo e la riduzione della pressione fiscale e tributaria, compresa la riduzione degli oneri concessori. È stato dato mandato agli uffici di presentare entro il 30 settembre le proposte attuative degli indirizzi che favoriscono i nuovi insediamenti produttivi e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. Il primo atto fattivo del pacchetto Prato Sardo è arrivato dal settore urbanistica, che ha già elaborato la proposta per una riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria posti a carico dei concessionari per la zona omogenea inclusa nella zona industriale di Prato Sardo, applicando la percentuale massima di riduzione consentita pari al 70% e la riduzione della percentuale del costo documentato di costruzione dall'originario 10 al 5%. La proposta sarà discussa dalla Commissione consiliare competente presieduta dal consigliere comunale Emilio Zola mercoledì 24 luglio. Per l'amministrazione Sud, conclude la nota, si tratta di un traguardo importante che rappresenta il riavvicinamento della città alla sua zona industriale, motore economico del territorio che attende segnali di ripresa e che può tornare ad essere il traino dell'economia locale.